Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Buongiorno Alessandra, Pop Economia Rumore, ricordo subito il numero WhatsApp per intervenire insieme a noi, 340 670 9659. A te la linea Alessandra. Grazie della linea cara Natalia, ed è martedì 23 giugno ed è sempre Pop Economia Rumore. Ben ritrovate cari amiche e amici di Radio Libertà. E l'estate comincia davvero in maniera rovente, 15 le città con bollino rosso, tra queste anche Milano, che nonostante tutto, nonostante il caldo rovente, genera oltre metà del fatturato. E l'analisi di Report Aziende.it, la Lombardia si conferma prima regione italiana per densità imprenditoriale e capacità di generare fatturato, con oltre 900.000 aziende e circa 1.300 miliardi di euro di fatturato complessivo. Si conferma quindi il principale baricentro economico della Lombardia. Tutto questo fa economia, tutto questo fa mercato, tutto questo fa produttività. A confermarlo anche il rapporto annuale 2026 di Banca Italia. E sì, la regione cresce anche dal punto di vista della manifattura, ma la sfida è attrarre ora i giovani talenti, quindi ve lo traduco, la sfida è sempre quella sul lavoro. La Lega si porta avanti anche con le primarie a Milano, perché sapete, non è poi una chimera, non è poi così lontano il comune di Milano, le comunali 2027, campo aperto e anche campo di scontro. Salvini e Silvia Sardone, vincono le primarie della Lega a Milano e subito Salvini dice: candidato sindaco di centrodestra ci sarà ed sarà entro l'estate, perché no? Una signora, Silvia Sardone, vice segretario della Lega, eurodeputata e consigliere comunale di Milano. Lei è pronta a correre? Benvenuta innanzitutto. Grazie. Dunque Milano è la mia città, tra consiglio di zona e consiglio comunale sono più di 20 anni che sono eletta lì, quindi diciamo l'essere pronta sicuramente. Ovviamente poi siamo primarie Lega, quindi noi chiediamo le primarie di coalizione, se gli altri alleati non hanno problemi, ovviamente mi candiderò alle primarie di coalizione, insomma portando il valore e le istanze che come partito abbiamo portato avanti questi anni. E innanzitutto è contenta di questo grande successo? Sì, molto, sono onorata. Sono onorata e anche un po' preoccupata, perché non è detto che poi sia io il candidato sindaco. Mi dispiace che magari tanta gente è venuta ai gazebo a scrivere il mio nome, poi dopo non mi troverà come candidato sindaco, ecco. Perché mai? Vedremo un po' che cosa succederà. In fondo abbiamo una premier donna, potremmo avere anche a Milano, no? Un sindaco con il volto di una donna. Vediamo cosa deciderà la coalizione, se sarà in grado di fare una scelta del genere. Vedremo. Ma lei, Milano, adesso ho elencato le cose più belle di Milano, e quando si parla di Milano si parla di produttività, la locomotiva d'Italia, ma ci sono tanti problemi a Milano. Ora stavo leggendo, mentre l'aspettavo, un pezzo di un giornale locale in cui si parla di 7 le zone dove i milanesi si sentono più in pericolo. Lei è milanese, io gliene elenco qualcuna, vediamo un po' se ci ritroviamo. Piazza Tirana al Giambellino, i bivacchi di Piazza Bottini a Lambrate, stazione
stazione di Piazza Vittoria, Rogoredo, ma ce ne sono tante altre. E diciamo che la domanda un po' corale dei cittadini, non solo a Milano, è quella sulla sicurezza, cioè la percezione, ma anzi proprio una realtà, c'è la mancanza di sicurezza. Tutti ci sentiamo minacciati da questo punto di vista. La prima cosa che farebbe, io parlo di sicurezza, ma anche in altro ambito, se fosse sindaco di Milano, la prima cosa che lei farebbe, qual è? Allora, innanzitutto permettimi di ricordare che sul tema sicurezza noi abbiamo chiesto ai cittadini non solo di indicare il nome del candidato sindaco, ma anche di indicare quelle che fossero le priorità per la città, e la sicurezza è proprio emersa come prima delle richieste da parte dei cittadini milanesi che hanno aderito alle primarie. Poi noi dobbiamo avere un controllo sicuramente più intenso del territorio, dovremmo fare i controlli sugli affitti, dovremmo far vedere che esiste l'amministrazione comunale non solo ai grandi eventi, ma anche nella quotidianità vissuta dalle periferie. Ecco, diciamo a questo suo primo così exploit, diciamo così, delle primarie, sa che c'è stato un gelo da Forza Italia, no? Avrà visto, noi moderati, dice la Gelmini, a Milano serve un profilo più inclusivo per prendere i voti di un elettorato moderato, perché voi non siete moderati. Non ho letto le dichiarazioni della Gelmini, sono stupita dato che per 19 anni ho fatto parte di Forza Italia e lei in quei momenti io ho sempre tenuto le stesse posizioni e ha sempre mostrato stima nei miei confronti. Bene, ora vedremo che cosa accadrà a livello elettorale e a livello politico. Trasferiamoci un po' oltre, andiamo verso Comunque è di gli Stati Brescia, Uniti. si occupasse di Brescia. Come prego? È di Brescia, si occupasse di Brescia. Si occupasse di Brescia. E allora a ciascuno la sua città, dice lei, no? A ciascuno il suo territorio. Allora andiamo un po' più in là, andiamo verso gli Stati Uniti, viriamo verso Donald Trump. Insomma, non possono chiedergli la polemica, anzi lo scontro muscolare ancor di più del momento che ha gelato l'Italia e ha gelato anche tutta l'Europa. Italy was very bad, dice Donald Trump, torna a reiterare. L'Italia è stata molto cattiva, ovviamente si riferisce alla mancanza di aiuto, secondo lui, sull'Iran, sulla vicenda dell'Iran da parte di Giorgia Meloni e quindi del nostro paese. Giorgia Meloni dice, dopo aver risposto frontalmente, lo abbiamo visto, non ricordo ormai perché penso che tutti sappiano che cosa è successo, gli ha risposto frontalmente al presidente USA, dice il caso è chiuso, non boicottiamo gli USA e andiamo avanti, intanto la diplomazia fa il suo corso. Ecco, come vede la posizione di Giorgia Meloni e mi commenti un po' questa vicenda che sta facendo parlare, che penso sia la vicenda delle prossime ore, dei prossimi giorni, ma anche del prossimo mese. Io credo che quella con gli Stati Uniti sia un'alleanza storica, strategica, che esula dalle dichiarazioni del Presidente in carica. Le parole nei confronti della Meloni sono parole che ovviamente reputiamo inaccettabili, come tra l'altro anche Matteo Salvini ha immediatamente e prontamente ribadito. Non dobbiamo confondere però questa dialettica inaccettabile con i rapporti tra Italia e Stati Uniti. Ricordiamo che la bilancia commerciale è totalmente a nostro favore, l'export è aumentato del 12% solo nell'ultimo anno nei confronti degli Stati Uniti, quindi insomma dobbiamo continuare a portarla avanti. Ecco, questo eccesso di macismo, diciamo così, Donald Trump, secondo lei, che è una donna, farà crescere Giorgia Meloni nei sondaggi e avrà l'effetto inverso, quindi cercherà, farà in modo di... Io analizzo i social, mi diverto a guardare sempre chi cresce, come cresce, eccetera. Non so se farà crescere Giorgia Meloni, so per certo che è aumentata molto nei numeri da quando ha risposto a Donald Trump. Ecco, sempre perché parlo e sono molto contenta di parlare con una donna giovane, anche molto impegnata in politica. Grazie per giovane.
Beh, insomma la seguiamo tutti, anche per la grinta che lei ha nell'affrontare determinate situazioni. Parlando di bad, no? Abbiamo detto bad di persone cattive, ma non la definirei neanche così. Una dichiarazione che ha fatto molto rumore, un'insana dichiarazione, quella del generale Vannacci, transfuga Vannacci, che ha detto il femminicidio diventa un'emergenza, il femminicidio non esiste. Stavo leggendo un'altra notizia mentre le parlavo, quindi dice Vannacci il femminicidio non esiste, lo ha negato, è un omicidio come tutti, ha risposto anche Giulia Buongiorno, non ci sarebbe neanche da rispondere, ma forse ci sarebbe da rispondere perché davanti a queste insane dichiarazioni forse qualcosa va detto, no? Lei cosa pensa da donna e da Che politica? ovviamente non concordo, ma diciamo è nel solco delle sue dichiarazioni. Io ricordo un'intervista assurda che fece con la Berlinguer, nella quale lui proponeva il reddito di maternità, così da consentire alle donne di stare a casa e crescere i figli. Ora, quella visione di donna relegata in casa a crescere i figli, anche perché non ha parlato di reddito di paternità, ma solo di reddito di maternità, non mi appartiene, non mi può appartenere. Io sono una donna di destra contemporanea che vive l'attualità, dichiarazione da ventennio fascista le lasciamo a lui. Bene, le dichiarazioni insane le lasciamo a chi le pronuncia, anche perché il femminicidio, sempre mentre la attendevo, leggevo dei dati ultimi, diventa ormai quello che stavo dicendo prima, un'emergenza globale e in Italia c'è una salita purtroppo dei femminicidi, quindi dati inconfutabili e motivazioni inconfutabili, perché lo ricordiamo, se lei mi consente, il femminicidio deriva da una motivazione, no? Quello di ledere la libertà. Io non amo parlare di Vannacci in generale, perché sennò non gli è diamo Vannacci, è Vannacci perché ci dà spunto per una visibilità, è uno spazio che non ondiamo benissimo. Cioè, è semplicemente per confutare una dichiarazione, non parliamo di Vannacci. Prego? Ho detto si commenta da solo. E comunque invito i radioascoltatori a vedersi questa intervista con la Berlinguer. Io veramente sono rimasta scioccata. Papà, immaginiamo se domani ci fosse il reddito di maternità, quali sarebbero, a chi andrebbe? Ecco, cioè, serve sempre per ricordare chi si è. C'è anche un'altra intervista che campeggia in queste ore, in questi giorni, quando Vannacci parlava e diceva no, non andrò mai via, sarebbe un disonore, no? Quando diceva questa cosa. Magari bene rivedere anche questo. Non lo so, io i generali me li ricordavo un po' diversi, non so. Integrità, direi, integrità e valore. Direi che sono le parole che da sempre contraddistinguono le persone valorose dell'esercito, no? Benissimo, allora io so che lei deve prendere un volo, ce l'avevamo sì, che però è in ritardo. Così. È per quello ritardo? come guardi, cioè io veramente passo le giornate negli aeroporti con i voli in ritardo. Sì, è un volo della Brussels Airlines, quindi compagnia di bandiera belga, perennemente in ritardo. Ecco, come va lì in Europa? Ci racconti qualcosa? Un minuto e poi la libero, la lascio così potrà accomodarsi al volo, anche se in ritardo potrà aspettare serenamente? No, allora noi abbiamo avuto una grande vittoria che è stata il regolamento rimpatri, che veramente, cioè, per quanto mi riguarda, è stato un bel successo. Però è chiaro che siamo fortemente all'opposizione su tutte le ideologie green, le lacciuoli che continuano a inventarsi ogni giorno. Sembra che la mattina, durante la notte, siano lì a pensare come provare a rendere la vita più complicata a gente che la mattina alza la serranda e prova a produrre qualcosa per sé, per il proprio paese. Ma lo dico davvero, cioè io sono circondata da associazioni, categorie, aziende che mi rappresentano situazioni assurde. L'ultima, una signora ha un'azienda di 200 dipendenti e mi ha detto: se mi mettono questa norma, a me comprare la materia prima
costa di più rispetto a comprare il prodotto finito in un paese estero. Io chiudo, fuori dall'Unione Europea. Ce lo siamo detto tante volte qui con i miei ospiti, ce lo diciamo ogni martedì perché parliamo di economia reale, Però economia. ed è bellissimo, ma la cosa che tocca sempre molto, no? È quando poi incontri questi imprenditori, in questo caso una imprenditrice, che mi dice: io i 200 dipendenti li conosco tutti, li ho assunti tutti io, hanno tutti famiglia, e sai già che ti sta raccontando una storia che impoverirà l'Europa, impoverirà l'Italia, andando a vantaggio di paesi extraeuropei che semplicemente non hanno i nostri vincoli, che ci stiamo autoimponendo. Bene, allora vedremo un po' come svincolarci, la richiamerò e lei ci darà conto di tutto. La ringrazio molto, allora le auguro un buon viaggio, mille, buon volo lavoro. e a presto. Buon lavoro, grazie. A presto. E allora eccoci qui, noi aspettiamo le notizie in borsa nel frattempo. Natalia, vedi tu, lì dalla regia, come puoi contattare il nostro esperto Buddy Fox. Aspettate tutti, ci sono tante notizie da dire e da commentare. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Eccoci qui. Allora, Buddy Fox, esperto di borse e mercati, Palino Listino, rubrica fantastica. Come stai, caro Buddy? Cosa mi dici? Mi hai messo uno dei miei cantanti preferiti. Cosa ti posso dire? Allora... Bene, benissimo. Lucio Dalla, Milano. Ogni volta che vengo a Milano mi prende allo stomaco. A te ti prendi allo stomaco ogni volta che vai a Milano? Raccontami un po' le tue esperienze con Milano. Ma Milano in questi giorni prende per il sudore, diciamo. Alte temperature. Dicevo in apertura, una delle città più calde, ma Milano è uguale a Borsa, no? Dove c'è Milano, lo dicevo in apertura, Milano si conferma, c'è il report di Banca Italia di qualche giorno fa, il motore, la locomotiva. Voi mi direte, tu mi dirai, ma che notizia è? Però c'è una notizia ed è proprio quella che commentavamo, guarda caso, è davvero un caso, poche settimane fa con te, cioè il monito è questo, la notizia è questa: Milano è locomotiva, Milano, la Lombardia tutta, Milano è città traino con le sue imprese. Ecco, leggevo i dati mentre aspettavo Silvia Sardone poco fa, oltre 900.000 aziende, circa 1.300 miliardi di euro di fatturato complessivo. Si conferma il principale baricentro economico della Lombardia, Milano, ed ecco perché ho fatto mettere su da Natalia questa canzone. Ma Milano, dice il report di Banca Italia, va tutto bene, va sempre bene, consolidato il risultato, ma c'è da fare di più. E sai qual è, Badi, lo scatto in più? Quello sulla rivoluzione tecnologica. La sfida si chiama AI, cioè intelligenza artificiale. Ti torna? Ma guarda, possiamo dire una cosa, a Milano non tutti sono contenti, però Milano è contenta perché Piazza Affari, non ieri siamo scesi, venerdì scorso ha fatto il nuovo record storico, però è un record di cui essere felici in parte, perché i punti, cioè l'indice è su nuovi massimi, quindi vuol dire che le imprese capitalizzano di più e chi ha investito ha guadagnato di più. Dall'altro lato, però, come Italia investita sui mercati, dobbiamo essere non tanto contenti, perché il numero di società quotate piccole e grandi è sempre minore, cioè ci sono sempre più società che se ne vanno dalla borsa. Ci sono queste famose OPA, mentre in America ci sono le IPO, e mi spiego perché l'importante è capire, quindi per rendere tutto più semplice, certo. Cioè in America ci sono più società che si quotano, si affacciano e vanno sui mercati. In Italia si fa la retromarcia, cioè più società che se ne vanno dai mercati. Le ipotesi possono essere tante, cioè ecco, chi toglie le società. Facciamone una, perché? Di solito uno toglie la società dai mercati perché dice: il mercato me la valuta poco, io faccio un affare
la tolgo dai mercati, la rivalorizzo e fra 1 o 2 anni, quando la borsa sarà ancora più in alto, io potrò quotare questa società sui mercati a un valore, che ne so, doppio rispetto all'attuale, e quindi chi la quota poi ci guadagna. Quindi in questo momento... Una sorta di speculazione? Ma io le chiamerei inefficienze del mercato. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato non sta valorizzando a sufficienza una cosa che invece avrebbe maggior valore. Allora la speculazione non deve essere vista sempre come negativa. Per esempio il petrolio va su e la gente per fare benzina, per fare il pieno deve spendere molti più soldi, e quindi il mercato è speculativo, e la speculazione è cattiva. In questo caso la speculazione di guardare lontano, vedere che una cosa ha un valore, che in questo momento non è, scusate la ripetizione dei termini, non è valutato correttamente, quindi io dico adesso la tolgo, e poi ci lavoro su questa in maniera società, più quotata. Esatto, la rimetto sul mercato, quindi sarà sotto i riflettori, gli investitori la guarderanno e diranno guarda qui che gran valore che c'è, e chi ha fatto l'operazione ci guadagnerà. Chiaro, molto chiaro, almeno per me. Credo anche per voi. Diteci e scriveteci. Italy was very bad. Tu sei Buddy, non sei bad, lo ha detto Donald Trump. L'Italia è molto cattiva. Allora, vediamo quanto è cattiva l'Italia e vediamo, Buddy, dopo tutto quello che è accaduto in questi giorni, tra Meloni, Trump, direi Trump-Meloni, scontro terribile, muscolare, anche inaspettato, senza preavviso questa volta, come nel genere di Donald Trump, ma stavolta direi ancora di più. Lo ha detto Donald Trump poco fa, l'Italia è proprio cattiva, è tornato di nuovo sul tema. Giorgia Meloni dice non voglio tornare sul tema, andiamo avanti, la diplomazia cerca di ricucire questa che è una ferita abbastanza forte, ma quanto incide questa ferita, che è una ferita, sui mercati, perché sicuramente sulle relazioni è inciso e molti temono che possa incidere sui dazi, sul vino, sul gas, sul nostro agroalimentare, quindi sul Made in Italy, del quale parleremo tra poco. Cosa sposta in borsa questo scontro? Guarda, ti dirò una cosa che magari potrà risultare antipatica, però io ho sempre un'idea da una trentina d'anni che ho di esperienza sui mercati, che ho maturato nel tempo, è che quello che la politica da almeno 20 anni, e la Brexit ne è una dimostrazione, si celebrano i 10 anni dalla Brexit, è una distrazione sui mercati, mentre i mercati vengono mossi da altre dinamiche. E te lo spiego con un altro esempio. Adesso Trump dice che la Meloni è cattiva, la Meloni si è comportata male, l'Italia è cattiva, e quindi dovremmo in teoria avere una grave caduta delle borse, dei nostri BTP, perché gli investitori se ne scappano dall'Italia, gli investitori soprattutto quelli anglosassoni e americani. E invece, tutto sommato, al di là di qualche correzione, noi abbiamo una struttura finanziaria che rispetto a qualche anno fa è invidiabile. E ti faccio un esempio con il passato, quando invece non c'era Trump, ma gli americani dicevano, ci trattavano male, dicevano che eravamo, tra virgolette, cattivi, quando forse erano loro più cattivi, perché ci chiamavano pigs, cioè maiali, che era l'acronimo di Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. E in quel momento lì dicevano maiali, con l'acronimo, diciamo con la scusa dell'acronico, insomma ce lo dicevano, no? Esatto, perché poi del maiale non si dice non si butta via niente, non si butta via nulla, sì. E quindi sì, speculavano alla grande sulla... Quindi una gran risorsa, direi, non direi proprio negativo, insomma, come termine, in fondo, no? Visto che non si butta via nulla. E in quel caso sì, la speculazione era veramente cattiva, perché aveva portato tutti i nostri valori, considerando magari i valori finanziari come valori di un esame del sangue, tutti i nostri valori sballati a livelli di allarme. E questo voleva dire che per risanarci noi cittadini avremmo dovuto pagare molte più tasse, molto più alti gli interessi sui mutui e tutto via dicendo. In quel caso lì l'America, che diceva che noi eravamo cattivi, e avevamo anche, tra virgolette, un nemico dall'interno, perché c'era anche la Germania che diceva che noi eravamo cattivi perché non rispettavamo i parametri di Maastricht. In quel caso lì l'Italia andò veramente in crisi, perché ce lo ricordiamo il 2010, il 2011 e il 2012,
con Mario Draghi che pronuncia la famosa frase whatever it takes e ci salva l'euro e salva l'Italia dal default, quello che poteva essere il rischio fallimento. Oggi invece Trump dice tutte queste cose e io ho scritto un articolo, non è bello autocitarsi, però che è proprio in merito a questo. Io l'ho letto con molta attenzione, non sposta tanto, Giorgia rimane sempre in pista, l'ha scritto per è molto chiaro, e il ripercorso tutti gli attacchi di Trump, no? L'attacco a Starmer, l'attacco a Zelensky, l'attacco al capo della Fed, insomma non sono pochi gli attacchi di Trump, però dicelo tu, raccontacelo tu. No, in questo caso, appena eletto, Trump diceva che Meloni era una persona fantastica, che non vedeva l'ora di lavorare con lei, che ha ripetuto successivamente. Adesso invece, ma come sua abitudine, ha fatto una piroetta, ha cambiato totalmente opinione. Chi non ha cambiato opinione, che per noi deve contare molto, sono gli investitori, perché quando la Meloni è stata eletta è partita una corsa a comprare Italia in tutto il suo sia a livello che industriale sia a livello finanziario, e tuttora continua questo. C'è ancora Giorgia Meloni al governo, primo ministro del governo, e tuttora continua questa buona abitudine, possiamo chiamarla così. Quindi questo buon andamento. Infatti ci sono anche alcuni dati che stavo vedendo sul Made in Italy molto interessanti, e anche qui si parla di un grande successo, ma sempre si punta sulla intelligenza artificiale, un po' come quello che dicevo prima di Banca Italia su Milano. Insomma, diciamo un po' il trend è lo stesso. Tutto bene, però dobbiamo digitalizzare, dobbiamo essere più veloci nella rivoluzione tecnologica. Quello che poi ci siamo sempre detti con te, no? Cioè la rivoluzione digitale, la rivoluzione tecnologica è quella che farà la differenza. Quanto siamo indietro noi su questo? Una battuta ai 28, chiudiamo, però vorrei che tu, se puoi, stare un altro pochino con noi, perché arriva il Codacons e parliamo di qualcosa che non abbiamo fatto mai, la borsa, le vette lì su dove sei tu, e invece la spesa in borsa, quella che fa l'italiano medio, l'italiano normale, tutti noi, tutti i giorni al supermercato, all'ipermercato, e cosa ci rimane nella nostra borsetta della spesa. Però nel frattempo c'è anche la borsa, no? Quella alta, quella che valuti tu, quella che capisci tu e che ci spieghi magnificamente e che condiziona sicuramente anche l'economia reale. Quindi allora, quanto ti piace questa idea? Rimani con noi? Rimango più che volentieri. Ti do una buona notizia, anche anticipiamo quello che si dirà dopo. E nelle prossime giornate si quoterà un'azienda tecnologica italiana, magari non è conosciuta al grande pubblico, però è un'azienda che può crescere tantissimo, che si chiama Bending Spoons. C'è un investitore italiano che fu uno dei primi, che viene considerato un personaggio da old economy, che è Giovanni Tamburi, e invece ha dimostrato di essere più avanti forse dei giovani, che ha investito in Bending Spoons e l'accompagnerà al collocamento. La brutta notizia per il momento è che si quoterà a Wall Street, quindi un'azienda italiana che si spera arriverà presto a Piazza Affari. Magari Giovanni Tamburi darà una mano su questo. Questo lo ridiciamo anche nella seconda parte, quindi un'azienda italiana che si quoterà in borsa, quindi questa è una buona notizia, no? Per noi un'azienda italiani. tecnologica, altamente tecnologica, un'azienda del futuro. Azienda del futuro, future. Allora, 16:29, sono anch'io un po' bollita per il caldo, ero arrivata alle 18, interrompiamo e ci ritroviamo tra pochissimo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano.
il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore, rumore, rumore. Se cammino per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, stata per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bello uno. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Eccoci, grazie cara Natalia. Ritroviamo Buddy Fox. Ci sei Buddy? Sei sempre connesso con noi? Qua su, nelle vette di borsa, stiamo freschissimi. Oh, invece io qui giù, a piano terra, scoppio di caldo, caro Buddy. Scoppio di caldo. Sono una delle città più calde d'Italia. Roma, bollino rosso, ma anche Milano non va meglio. E ritroviamo, vediamo se è a caldo o no. Lei è a caldo, presidente di Ascenso, presidente del Codacons, avvocato di Ascenso. Qui bisogna cominciare a fare cause anche contro il caldo. Che dice? Come sta? Purtroppo anch'io sono a Roma e quindi confermo la temperatura da bollino rosso. Ecco, attenzione al condizionatore e alle bollette, perché di questi tempi non so come siamo messi. Come siamo messi? Condizionatore, bollette? Siamo messi che c'è un dibattito che non riguarda solo noi in Italia, ma che riguarda un po' tutta l'Europa, sulla transizione verso le rinnovabili, perché il costo della bolletta che noi paghiamo, soprattutto in Italia, questo sì, il fatto che stiamo crescendo con le rinnovabili, ma noi dipendiamo ancora dalle fonti fossili, dal gas, e questo inevitabilmente fa sì che paghiamo tanto di energia elettrica, e specialmente quando ci sono questi picchi di calore inevitabilmente pensiamo ai climatizzatori, a quanta energia elettrica consumiamo per cercare di refrigerarci. E allora, con noi è Buddy Fox, glielo presento in diretta, esperto di borsa e mercati. Vorrei cominciare a fare un po' di quella che noi chiamiamo spesa in borsa, ma nella borsa reale, nella borsetta o nel borsone, la borsetta quella delle donne, il borsone quello degli uomini, della spesa, quando noi andiamo a fare la spesa tutti i giorni. Vediamo un po', perché caro Buddy Fox e caro presidente di Ascenso, Buddy ci ha dato una notizia, ce la vuoi ripetere Buddy? Una quotazione di un'azienda tecnologica ci sarà, quindi una notizia è una buona notizia, è così Buddy? Ce la ripeti a beneficio di tutti quelli che ci ascoltano e così la sente anche di nuovo il presidente di Ascenso? Sì, allora è Bending Spoons, presto, credo entro fine giugno, primi di luglio, si quoterà a Wall Street, e ricordo che è una società tecnologica che nello specifico compra aziende tecnologiche per risanarle e rivalutarle e poi probabilmente quotarle sui mercati. Quindi è un bel unicorno che potrebbe essere... dare un bel traino a tutto il settore italiano e chi lo sa, quotarsi anche a Piazza Affari, che questa sarebbe una grandissima cosa. E questa è una buona notizia. Però, Buddy, c'è sempre, dopo una buona notizia, una cattiva notizia. Ricordi quando parlammo con te, e lo dissi anche il presidente di Ascenso, del presidente di Nomisma Energia Tabarelli, che proprio qui, su queste frequenze Pop Economia, mi disse ma in fondo non è un grande shock, questa povertà energetica sì c'è, ma insomma non è un grande shock energetico. Io tra l'altro poi ha ridetto, sono scioccato, come mi hai ricordato anche tu, da quello che non è avvenuto, cioè dal mancato shock, quindi tutto questo allarmismo, tutta questa cagnara dei media, poi in fondo non è così, la realtà è ben diversa, però, c'è sempre un però, l'inflazione incombe, e questo lo dico, lo ributto anche sul presidente di Ascenso, perché poco fa
BCE, Philip Lane, il capo economista della BCE, nonostante vada tutto bene in borsa, nonostante vada tutto bene ai piani alti, nonostante ci siano buone notizie per le imprese, insomma, quindi queste quotazioni di cui tu ci hai parlato, tecnologiche in borsa, Philip Lane, capo economista della BCE, avvisa l'inflazione potrebbe rimanere elevata, anche con un accordo di pace. E Madame Lagarde, che tu conosci benissimo, in audizione al Parlamento UE ha detto: io sono pronta ad aumentare i tassi, non subito, ma aumentiamo i tassi. E poi parliamo dell'inflazione alimentare, perché sempre Lane ci ha detto che aumenterà. Che ne pensi, Bati? E poi vediamo cosa succede in borsa, nella borsa reale. Allora, dirò una cosa che sicuramente non farà piacere impopolare, però ieri, però dal mio punto di vista economico, è una realtà secondo le leggi dell'economia. Proprio ieri ci ha lasciato Alan Greenspan, 100 anni, So che ed è tu sei in stato... lutto, so che sei in lutto, ho visto il tuo post. Chi era? Ce lo vuoi ricordare nel frattempo? È stato il più lungo sì, è quello che è stato il mandato più lungo come presidente della Fed, un uomo che ha superato numerose crisi. La prima fu nell'ottobre del 1987, nominato ad agosto. Nell'ottobre deve affrontare la crisi del più grande, in termini percentuali, ribasso a Wall Street del 22%. E ha portato fuori l'America sempre dalle crisi, ha affrontato anche l'attentato del World Trade Center, quindi la crisi che ci fu. Idolatrato come presidente, fu però, finì il suo mandato nel 2006, successivamente alla grande crisi finanziaria del 2008 fu molto aspramente criticato, perché l'opinione pubblica, i media, i giornalisti, gli economisti lo imputarono di aver mantenuto i tassi di interesse troppo bassi per troppo tempo. Allora, ricordo, e sono numeri, non sono opinioni, che i tassi nel 2006 negli Stati Uniti erano intorno al 6%. Oggi siamo sotto il 4%, in Europa siamo appena sopra il 2%, e allora io dico che non è giusto o sbagliato, ma quando si fanno le critiche bisognerebbe ragionare anche sulle critiche. Se il 6%, il 4% era troppo basso, adesso che siamo sotto, con un'economia, non dico nella società, io parlo di numeri, perché so che ci sono sempre più... Parliamo di numeri per ora. Sì, so che ci sono sempre più poveri e sempre più ricchi, quindi una società sempre più divisa. Però nei numeri è un'economia che la recessione non la vede nonostante i dazi, non l'ha vista nonostante la Brexit, che ricordiamo i 10 anni. E la recessione non si vede, e tu ce l'hai spiegato questo, ma l'inflazione c'è, Badi, io ti devo comunque speronare su questo, è reale. Esatto, e quindi non dobbiamo parlare di tassi che devono essere tagliati, dobbiamo semmai parlare di tassi che devono salire, o perlomeno rimanere uguali. Ovviamente c'è un debito sempre più grande, e se i tassi salgono sono un grave problema, perché poi gli interessi, sia sugli interessi privati sia sugli interessi pubblici, quelli dello Stato, da pagare diventano molto di più. Però quando ci sarà la prossima crisi, che sicuramente ci sarà, e ti faccio una facile previsione, si dirà che i tassi dovevano essere alzati. Dal mio punto di vista siamo in un periodo in cui l'inflazione rimarrà alta, purtroppo. Quindi parlare di tassi in calo per me è una bestemmia. Una bestemmia, ma l'inflazione c'è e rimarrà alta, Presidente Biascenzo. Ha visto che miniera che è Buddy Fox? Ha visto quante notizie ci dà dai piani alti? È preziosissimo, perché ci aiuta a capire l'economia e poi a fare chiarezza con abilità e preparazione, riesce a divulgarci queste nozioni che tante volte in una informazione che non è quella che fai tu, ma che è urlata, dove le persone si parlano sopra e addosso, non ci consentono di avere gli elementi per capire quali sono i trend e le possibili conseguenze di situazioni complesse e sempre più internazionali, perché ormai non ce lo possiamo nascondere, che inevitabilmente ciò che accade nelle altre parti del mondo ha un effetto nel nostro paese, e non possiamo non informarci su ciò che accade all'estero. Abbiamo visto con Hormuz, con la situazione geopolitica dei conflitti, l'impatto
che ha avuto anche nel nostro paese, Il con le nostro bollette paese. e con il carrello della spesa, perché comunque E un impatto questo lo stiamo vedendo. lo stiamo vedendo. E allora l'inflazione c'è, è un fatto reale, dice Buddy Fox, che fa sempre previsioni purtroppo, per fortuna azzeccate, rimarrà alta. E c'è anche un'inflazione alimentare. Sempre Philip Lane della BCE, oggi c'è un dato di notizie, prevede, anche lui, preconizza un aumento dell'inflazione alimentare nell'Eurozona, legato, guardi un po', Presidente Di Ascenzo, ai rincari energetici, quelli che lei citava poco fa, che diciamo sempre con lei bollette, energia e derivati, e alla guerra in Iran. Allora io le chiedo, sempre perché noi facciamo la spesa reale, quella in borse, perché questa è pop economia, vita vera ed economia reale, quali sono gli alimenti più cari dell'estate, cioè di cosa dobbiamo privarci, di cosa non dobbiamo privarci e a cosa dobbiamo stare attenti. Io leggo qui per esempio che ci sono forti rincari sui gelati, elemento e alimento principe, e cos'altro? Sì, ma noi dobbiamo pensare che tutto ciò che viene influenzato dalla crescita dei beni energetici, quindi parli di gelati, e sappiamo che la temperatura a cui devono essere mantenute le materie prime per poter poi dopo usufruire e godere di un'eccellenza italiana, così come dei trasporti. E quindi pensiamo a tutto ciò che è fresco, dai prodotti agricoli al fresco, al pesce o alla carne, tutto questo ha risentito degli aumenti, e la cosa che mi preoccupa è questo trend per cui aumenta da un lato il volume della spesa delle famiglie italiane, ma diminuisce quindi aumenta il valore che noi spendiamo, cioè quanto spendiamo cresce di anno in anno, anche se può sembrare poco, si attesta per ora allo 0,6%, ma diminuisce invece la quantità dei prodotti che noi possiamo acquistare, vuoi come effetto dell'inflazione, vuoi come effetto dell'influenza dell'aumento dei prezzi, e quindi questo sta facendo sì che anche il posto dove le famiglie vanno a fare la spesa sta cambiando, perché si sta registrando una diminuzione degli acquisti presso la grande distribuzione e stanno aumentando quei consumatori che vanno nei discount a fare la spesa per cercare di risparmiare pochi centesimi o pochi euro, che però quando li andiamo a mettere su base anno, a calcolare su base annua, non sono pochi, perché secondo i nostri calcoli, per l'effetto di questo contesto che abbiamo descritto un po' sommariamente, ho fatto io sommariamente, noi abbiamo calcolato sono circa 1.400 euro in più in un anno che andiamo a spendere per l'effetto di questi aumenti energetici e dei trasporti. Ecco, Buddy, tu come ti regoli con la spesa in borsa, non quella della borsa, dei piani alti, degli alti piani, ma proprio quella semplice semplice, cosa consumi di più? E questa è una curiosità che voglio mettere in campo. Ah, guarda, vivendo a Milano di benzina ne spendo poca, perché con il problema parcheggi è meglio non spostare la macchina, quindi mi muovo molto a piedi, risparmio così anche nella palestra, perché faccio esercizio, e cerco di, nei consumi, ecco, ti posso dire che nel caffè spendo molto, perché il caffè mi piace buono e magari lo pago un po' di più per avere un caffè buono. Quindi cerco di, magari spendo tanto su alcune cose, ma compro meno. Compri meno, ma Mettiamola non ti così. privi per esempio del Sì. caffè e di alcune cose che per te sono vitali, no? Necessarie. E gli italiani, Presidente Di Ascenzo, di cosa non si privano e di cosa invece si privano? Allora, stiamo cambiando abitudini, stiamo ad esempio consumando molto meno rispetto al passato il pane. Se ci facciamo caso, è diminuito il consumo medio di pane, mentre sta aumentando ad esempio il consumo di acqua minerale pro capite. Ma l'altra, voglio approfittare dei tuoi microfoni per ricordare che l'altra faccia della medaglia è anche lo spreco alimentare, perché se da un lato noi italiani stiamo migliorando e quindi facciamo più attenzione nella spesa, siamo più oculati, cerchiamo di acquistare chi lo può fare, prodotti a chilometro zero, a filiera corta, che ci consentono di risparmiare, come raccontava poco fa Buddy, andando a piedi magari nei negozi di vicinato o comunque più vicino, risparmia i soldi del carburante, che adesso per fortuna sta un po' scendendo, però andando ad acquistare prodotti di qualità
a filiera zero. Noi lo diciamo sempre, aiutiamo i nostri agricoltori, consumiamo prodotti del luogo, prodotti freschi, e quindi hanno anche un valore nutrizionale diverso dagli altri che comunque possono avere conservanti o quant'altro. È un discorso lungo, non vi voglio annoiare, però sicuramente l'effetto di questa crisi sta portando a cambiare anche le abitudini, ad esempio la diminuzione notevole del consumo di pane non è banale. Per esempio noi siamo abituati, pensiamo anche ai film di Totò, dove c'è una scena iconica dove mangiano gli spaghetti con le mani, ma poi dopo a fianco all'insalatiera con gli spaghetti c'era poi il pane che non poteva mancare dalle tavole degli italiani. Oggi invece questo sta cambiando. Ecco, e allora chiudiamo con una notizia, perché tutto quello che lei mi ha detto, prodotti alimentari, pane, caffè per Buddy e tutto quello di cui abbiamo parlato poi si racchiude in questa ultima fase ovviamente della trasmissione, si racchiude in quelle 3 palloline magiche, Made in Italy. E il fascino del Made in Italy al G7 ha trionfato, perché noi siamo secondi sul podio, non primi, secondi sul podio, e la sfida però, e mi rivolgo di nuovo a Buddy, lo dicevo anche prima che lei arrivasse presidente di Ascenso, si chiama intelligenza artificiale, ovvero, cerco di essere super sintetica, la reputazione c'è, il fascino dell'italianità colpisce sempre ancora forte, l'Italia si conferma seconda nel G7 e sale al 6° posto, udite nel G20 per migliore bilancia commerciale, quella che dicevamo con Buddy prima, con l'estero, e a maggio 2025, aprile 2026, con un attivo, e sono numeri e sono importanti e pesanti, di oltre 63 miliardi di dollari. Avanza di 2 gradini, sto leggendo, riga per riga nel G20, superando Arabia Saudita e Australia. Però, e questo è un report che ha fatto anche perché ci ha messo su lo zampino Forbes, il punteggio, perché sono andati per punteggio, raggiunge 74 punti su 100 nell'AI Reputation Index realizzato da Cogit AI per Forbes Italia. Quindi il traino manca, e manca sempre l'intelligenza artificiale, cioè la rivoluzione tecnologica. Buddy, una battuta, tu ci credi al Made in Italy e ci credi a questo report? Allora, apro chiuso parentesi, sono d'accordissimo con quello che ha detto il presidente D'Ascenso. Per quanto riguarda il Made in Italy, guarda, noi abbiamo una mente super che è Federico Faggin, che è l'inventore praticamente dei chip. Quindi abbiamo una persona illuminata che potrebbe cioè illuminare la scena italiana dell'intelligenza artificiale. Però i più non lo conoscono, i più, caro Buddy, e lo diciamo qui perché noi andiamo a fondo delle cose, non lo conoscono, quindi magari ecco con te noi cerchiamo di conoscerlo meglio, lo nominiamo, facciamo questo nome, nei grandi circuiti del mainstream non è assolutamente nominato, lo sai tu questo? Io inviterei non lo so, te o tutti quelli che fanno parte dei media a dargli più spazio, perché ha veramente tantissime cose da dire, tantissime cose intelligenti. Se mi permetti una cosa, io dall'intelligenza artificiale però, visto che la vita sta diventando sempre più cara, sempre più difficile, si devono fare sempre più sacrifici per i lavoratori normali, che chi lo sa nel futuro molto probabilmente si troveranno a scalare le montagne perché con l'avvento, l'invasione dell'intelligenza artificiale dovranno reinventarsi. Io dall'intelligenza artificiale, quindi alle aziende che fanno questo, chiederei una restituzione di tutti gli incentivi che si stanno facendo, di tutti gli aiuti. In questo caso dovrebbe essere la politica a intervenire. Quindi un po' di ridistribuzione, quello che si dice in finanza, gli utili, il dividendo, poi da ridistribuire, da utilizzare per la gente comune, insomma. Questa a me piace molto, a lei piace questa proposta, questa idea di Buddy Fox, sintesi presidente di Ascenso, so che lei è molto sintetico, sono in gran ritardo. Assolutamente sì, la condivido, la sottoscrivo, perché questo si traduce in un beneficio per tutto quanto il mercato, e quindi gli effetti positivi poi dopo si vedrebbero, per cui sono d'accordo con Buddy.
E allora io vi ringrazio, però vi prego di rimanere perché voglio dare, a proposito di Made in Italy, un annuncio al quale tengo molto. Parliamo di Made in Italy, parliamo in questo caso di Made in Lazio, il cuore del Made in Italy e del Made in Lazio, e prego Natalia di mandare l'immagine che abbiamo programmato, e allora il cuore del Made in Italy e del Made in Lazio torna a battere forte forte in uno dei borghi più belli d'Italia, udite udite, a Collepardo, conosciuto questo paese, questo borgo così caratteristico, come il paese delle erbe, famoso per il suo pozzo d'Antullo, vicino alla splendida celeberrima Certosa di Trisulti, in provincia di Frosinone, a pochissima distanza da Roma. Qui nel Made in Italy, come canta Ligabue, sabato e domenica prossimi, 27 e 28 giugno, nei giardini Oreste Cicalè andrà in scena la 4ª edizione di Saperi e Sapori, fiera regionale delle eccellenze del Lazio, con il contributo di Arsial, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, e Regione Lazio, ed insieme, mi piace molto questo, ai comuni e alle realtà che puntano su un unico valore, quello di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa, Made in Italy, e quindi sulle eccellenze dei territori, di questo territorio, le eccellenze locali, sul turismo, sull'innovazione, sull'agricoltura laziale. Un evento, 1 a 2 giorni, ideata, promossa e organizzata dalla rinomata associazione Noi Amiamo Collepardo DV, con il contributo, come ho detto, dell'Arsial. E qui andranno in scena prodotti alimentari del Lazio, sapori autentici, leggo qui, e tradizioni locali, artigianato e antichi mestieri, show cooking e degustazioni, e allora cultura, incontri, intrattenimento, insomma un grande evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori, trasformando questo borgo, uno dei più incantevoli d'Italia, in una straordinaria vetrina delle produzioni di qualità, delle tradizioni e dell'identità del nostro Made in Italy. E proprio qui nel Made in Italy, alle 18 di domenica 28, un talk, un incontro di saperi del Made in Lazio e del Made in Italy con le istituzioni e le eccellenze del territorio. E allora eccoci, siamo in chiusura, però abbiamo un punto velocissimo di geopolitica. Saluto Buddy Fox e saluto il presidente Gianluca Di Ascenzo e vi do appuntamento prestissimo. Grazie e un saluto anche al presidente. Ricambio, a presto. A presto, e noi andiamo con il professor Petricone, pochi minuti, ma non sono fondamentali, irrinunciabili, perché tutto quello che sta succedendo sulla geopolitica ci sta trascinando in un vortice di notizie e di anche emozioni. Vediamo un po'. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Eccoci, professor Petricone, so che ci sta aspettando, è in linea, sociologo dei Buon fenomeni pomeriggio. giuridici e politici. Buon pomeriggio, lei è ormai con noi, tracciamo questo filo che diventa sempre più bollente, più rosso, perché Donald Trump è tornato sul pezzo, non contento di ciò che aveva già procurato e di quanto accaduto, dicendo Italy was very bad. È così, siamo tanto cattivi noi italiani, abbiamo pochi minuti, ma so che lei è sintetico, super sintetico, avremo modo di approfondire. Prego. Ma ne scrivo domani sulla Gazzetta del Mezzogiorno di Mimmo Mazza, proprio della diplomazia, dell'amicizia e confidenza. Quando De Gasperi andò nel 1947 a incontrare Truman a New York, perorando la causa italiana come ultimo presidente del Consiglio del Regno d'Italia e primo della Repubblica Italiana, certamente non possiamo immaginare che disse Hello Harry e Truman chiamò Alcide il Presidente del Consiglio italiano. Siamo, diciamo, in una situazione in cui più volte il Presidente Trump ha manifestato il suo carattere nei confronti degli interlocutori. Immaginiamo soltanto quello che ha detto per mesi e mesi sulla Groenlandia. Non credo che si possa in questo momento fare altro che ribadire la vicinanza tra i due paesi come è sempre stata e aspettare, diciamo, che questa fase
come dire, di attesa della conclusione dei negoziati tra Iran e Stati Uniti possa facilitare tutto il resto delle relazioni occidentali. Ecco, Giorgia Meloni ha avuto uno scontro frontale e si è rivolta frontalmente a Donald Trump con quel post dicendo pensa alla tua popolarità, quindi lo ha proprio additato in questo senso, ma adesso dice a tutti i suoi andiamo avanti, non diamo peso e cerchiamo insomma di andare avanti dritti, con la schiena dritta. Ecco, si sta comportando bene Giorgia Meloni? Questa postura è giusta in questo caso? Guardi, lo stesso atteggiamento di attacco è stato rivolto nei confronti di Macron, nei confronti di Sanchez, nei confronti a suo tempo, ma anche da ultimo del premier britannico Starmer che sta uscendo. Non sappiamo quando poi il presidente Trump rivolgerà l'attenzione nei confronti del successore di Stato. L'importante, ripeto, è mantenere la solidità dei rapporti istituzionali e diplomatici che, come ho ricordato all'inizio, durano da quasi 80 anni, cioè gli Stati Uniti d'America e l'Italia direttamente, prima ancora che con l'Unione Europea, prima ancora che con la CECA, con l'Euratom, con la CE, con la comunità europea, intrattengono rapporti diretti. Il nostro paese all'interno degli Stati Uniti è notoriamente amato, c'è una diffusione anche di cultura, di tipicità, no? Di elementi che ci caratterizzano, che sicuramente vanno valorizzati e che devono essere quelli che sono al centro in questo momento dell'attenzione, come è successo anche con l'incontro con le imprese italoamericane. Ecco, allora 2 minuti, 3 minuti che le ho dedicato con lei senz'altro certamente non possono bastare per commentare questo vortice politico, però mi stringono, mi chiedono di chiudere, oggi siamo andati un po' oltre, ma abbiamo modo e sicuramente il modo più corretto di approfondire, lei sarà con noi anche martedì prossimo perché il vortice ci sta veramente attanagliando. Importante che noi rimaniamo fermi, saldi, ben piantati con i piedi a terra. Che ne pensa, professore? Sì, anche e soprattutto in questa fase in cui veramente sembra ci sia una fase conclusiva dell'incontro tra Iran e Stati Uniti. Io credo che ci si debba concentrare in questo momento tra tutti e 4 gli interlocutori, perché io considero tale anche il Libano e quindi di Hezbollah e Israele, su ciò che unisce piuttosto che divide. Ci sono esigenze specifiche da parte di alcuni degli interlocutori. Tecnicamente le elezioni di medio termine a novembre negli Stati Uniti, ma anche le elezioni che dovrà affrontare Netanyahu ottobre, settembre, ancora non è stata fissata la data. In questo momento l'Iran ha dimostrato di essere solido e di essere un avversario che forse gli Stati Uniti non si aspettavano e nel momento però di portare a casa il risultato. E allora tutte queste questioni e molto di più vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Io la ringrazio, la saluto e l'aspetto qui presto. Grazie ancora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e un buon proseguo di pomeriggio a tutte voi, cari amiche e amici di Pop Economia Rumore Radio Libertà, e ci vediamo, se vorrete, sempre martedì prossimo alle 16, sempre sulla stessa radio, sempre con la stessa trasmissione, sempre stessa conduttrice. Ciao e a martedì prossimo. Grazie Natalia. Avete ascoltato Pop Economia.